Amici belli, i rumori familiari, nel senso italiani. eh? È giusto per salutarci. In copertina, a proposito, una cosa importante, iscrivetevi al canale, questa è la cosa importante, lasciate il like, datemi una mano perché adesso non sono in postazione, non ho le mie impostazioni, non posso farvi vedere cose, screenshot, eccetera, eccetera, per qualche giorno, però le cose che succedono noi le commentiamo e questa cosa qua la sapevamo già di FIFA e AFC 25, che è una bellissima cosa perché per me è meno bella, però voi lasciate il like lo stesso perché penso che in generale FIFA sia meglio di football. Per me è peggio perché se voglio giocare con le cose del Napoli sapava, FIFA si paga mentre il football era gratuito. Però vabbè, io credo che si cresce con la licenza data a FIFA e quindi è uscito questo video con Geolier, non lo so come si dice, sennò poi ti ingrippi con le pronunce dei giocatori e poi dici Geolier, Geolier, insomma, FIFA. Avete notato, l'unica cosa che possiamo commentare, perché lo sapevamo già, chi mi segue anche sugli altri social lo sapeva già, avete notato che i giocatori mostrati nel trailer del gioco, si vede, il primo penso sia Ngong, poi voi mi potete scrivere nei commenti se mi sbaglio, poi metto in copertina proprio Buongiorno che fa una scivolata, quindi nuovo acquisto, ancora non presentato però già nel gioco ufficialmente, no? E poi si vede Kvara, si vede molto bene Di Lorenzo, apriamo una parentesi perché a quanto pare dovrà parlare ancora. Io sapete che simbolicamente ho scelto di non fare un video specifico per quella che è stata la conferenza del suo prenditore, però ovviamente noi dobbiamo parlarne di tutto quello che concerne quello che poi sarà il rapporto di Lorenzo col Napoli, con i compagni, con la società, con i tifosi, perché i tifosi non l'hanno presa bene, non credo che ne sia uscito meglio, non credo che c'era bisogno, vedo ancora più astio, e se l'astio va verso il procuratore molto spesso si va poi, perché poi il procuratore non gioca e quindi sarà tutto nelle mani di Lorenzo fare grandi partite che non facciano poi dare perché i tifosi li leggo e purtroppo non è una situazione bellissima, quindi il silenzio è d'oro e invece parlerà di nuovo e non so nemmeno se è il caso. Certo, meglio, io vi dissi proprio all'epoca, proprio dissi io voglio sentire Di Lorenzo, non voglio sentire più a questo, e Di Lorenzo io le accetto, le accolgo le parole di Lorenzo che sono importanti, però basta metterci una pietra su un punto e non tornarci più. Tornando però ai giocatori, io noto proprio evidentemente la mancanza di Osimhen. Avete notato che anche alla presentazione il Napoli abbassa l'hype su Osimhen, lo presenta in mezzo ad altri giocatori, dopo di lui lo presenta il nostro leone africano Osimhen, poi si mette da parte. E poi Politano, i suoi gol, i suoi assist, il grande Matteo Politano. Vi renderete conto che questa è anche una strategia per non far puntare i tifosi sulla presenza di Osimhen, quindi si sta facendo veramente di tutto per metterlo, tra virgolette, ai margini di una situazione che è insostenibile. E ancora non abbiamo sicurezze, il PSG che fa il paro, lo sparo, che non spara un'offerta, prima ve ne do 80, però è meglio che ci date Kvara, però poi vi do chi Ganglin, non vi do quello là, vi do un altro, vi do Asensio, poi vi do Colomwani, no, però vi dare lui e sorda Coppa, allora poi dopo va bene anche Gonzalo Ramos, ma facciamo che l'uomo tutto cosa mi, insomma non sono addirittura d'arrivo le cose, e adesso si riparla di Arabia che sembra il discorso il piano B, ma quello è perché poi al massimo si deve inserire il Chelsea perché il Napoli trattando con Lukaku e allora l'unica soluzione è quella, ma non sono convinti, allora è un problema abbastanza serio questo di Osimhen. E notate che Osimhen non c'è, un giocatore così iconico, la maschera, perfetto, c'è molto Kvara però, il che mi fa ben piacere perché vuol dire che il Napoli
blinda e non ne avevamo dubbi, almeno per quest'anno, e quindi da lì passa poi il mercato del Napoli che sta mettendo dentro dei colpi che poi devi pagare, devi sostenere anche negli anni, se arriva Lukaku, una bella spesa. Pare che lui si stia venendo incontro parecchio con il suo ingaggio, però lo devi sostenere, e pensiamo che se quest'anno il mercato lo sostieni con Osimhen, niente sigari, che tu ti accendi sì, lo devi sostenere con i soldi di Osimhen, altrimenti si blocca tutto, e ce ne siamo resi conto. Buongiorno, l'hai preso, e lo dovevi prendere, perché è quello che dovevi prenderlo al posto di chi? Con un anno di ritardo, ma va. Quindi noi dobbiamo aspettare questa cosa e poi sbloccare tutta una serie di cose, altre cessioni che sono difficili da fare. Si parla sempre di Lindstrom, Everton, si parla sempre di Ostica, tutte queste situazioni da sistemare, e quindi Osimhen, se il trailer di FIFA non c'è, non si vede Politano, si vede Ngong, si vede Di Lorenzo, Kvara, si vede, penso di aver visto Lobotka, forse anche Rachmani, mi dite voi con precisione, perché io non posso mettere le cose, però è sintomatico, ecco, è esemplificatorio di quello che il Napoli sta pensando, anche come vuole presentare la stagione, anche a livello del videogioco, perché quello poi è lo specchio di quello che i giovani vedono. Mi prendo il Napoli per giocare, chi trovo? Trovo Kvara, vi renderete conto, e trovo anche il babbo, che io posso anche indicarvi, e venite a salutare, così lasciate il like per il babbo e per Molly. Molly? Babbo, un like. Benissimo, quindi voi lasciate il like, vi iscrivete al canale, il Napoli su FIFA e tutte le cose belline, poi ci aggiorniamo perché succederanno delle cose di mercato, si devono sbloccare. Conte, tutto a posto secondo te? Come la vedi? Ci stanno queste situazioni un po' che non si capiscono bene, come Mercato un po' bloccato. Soprattutto l'affare Osimhen. Non ci eravamo messi d'accordo, ma proprio di questo si parla. No, probabilmente forse potrebbe anche rimanere qua, a meno che un contratto è stato fatto che se tu non parti tu scendi, ti abbasso di nuovo il contratto un'altra volta, perché 10 milioni non ti ma poi diventano pure 12. Ne parleremo sicuramente da New York, non da New York, da qua dietro, Valerio Fluido e tutto, e poi ce ne parliamo.